da Ilaria e Adriana. Buongiorno a tutti. Adriana è sempre alla regia e siamo arrivate alla 10ª puntata di Sardegna Sacra on the road. Siamo quindi alla fine della seconda settimana, una puntata che è un po' un giro di boa perché siamo già arrivate a metà del nostro viaggio. Oggi ci troviamo ancora per il momento in Anglona, siamo a Martis, ma poi ci sposteremo verso il Logudoro, concludendo l'itinerario di oggi a Tula. Velocemente vi illustro cosa visiteremo oggi. Innanzitutto ci troviamo già nella foresta pietrificata di Carrucana, che è un altro patrimonio importantissimo e inestimabile della Sardegna, quindi parliamo di una foresta fossile e quindi di alberi pietrificati che erano in vita milioni e milioni di anni fa. Quindi un viaggio nel tempo, ma in un tempo molto molto più remoto, e ne parleremo fra un attimo. Poi ci sposteremo costeggiando il lago Coghinas fino ad arrivare a Tula. A Tula visiteremo un sito archeologico veramente interessantissimo, che è quello di Samandra Manna. Si tratta di un sito megalitico e subito dopo poi andremo all'agriturismo Pedrucado di Tula, che ringraziamo per l'ospitalità. All'agriturismo Pedrucado oggi approfondiremo un po' di più il tema proprio dell'enogastronomia. Abbiamo visto anche ieri, insomma, il buon pranzo non ci è mancato, ringraziamo ancora Claudio. Oggi daremo uno spazio in più anche a spiegare meglio le preparazioni e le tradizioni della cucina tipica sarda, chiaramente della zona in cui ci andremo a trovare. Quindi anche questa è una puntata da non perdere, ma tutto questo lo vediamo dopo la sigla. Eccoci, ci stiamo addentrando all'interno del parco paleobotanico e qui vediamo alcuni tronchi fossilizzati. Ma prima una breve introduzione su questo particolare fenomeno. Premetto ovviamente che io non sono né paleontologa né geologa, sono archeologa, quindi anche per me parlare di milioni di anni fa è, diciamo, non è usuale, per cui ci proviamo. Allora, la cosa interessantissima è che l'area in cui troviamo questi eccezionali reperti fossilizzati copre una grande superficie qua nell'area della Bassa Anglona. Stiamo parlando di circa 100 km quadrati, non solo nell'attuale territorio comunale di Martis, ma anche in quelli di Perfugas, Laerru e Bulzi. A Perfugas abbiamo anche il museo archeologico e paleobotanico, dove queste cose sono anche spiegate chiaramente, oltre che quei reperti, anche con pannelli illustrativi e le guide, insomma, che vi spiegheranno meglio anche tutta questa parte interessantissima della paleobotanica. Cosa è successo qui? È successo che per fenomeni chimico-fisici di interazione, quindi tra quelli che sono gli esseri viventi, in questo caso costituiti dalle piante, e il terreno, in condizioni particolari, avviene questo fenomeno per cui lentamente le piante si mineralizzano fino a diventare, come potete vedere, delle vere e proprie rocce. Delle rocce che però ancora mantengono la loro forma originaria, quindi la forma originaria in questo caso di tronchi di alberi. Tronchi di alberi che ci raccontano di un ambiente che in un periodo lontanissimo, compreso tra i 17 milioni e i 13 milioni di anni fa, stiamo parlando del Miocene,
era costituito da foreste e qua ci doveva essere, secondo appunto i ricercatori che l'hanno studiato, un grande lago. E quindi oggi in tutta questa ampia estensione possiamo osservare proprio questi tronchi fossili. Tronchi fossili anche di diverse specie ne abbiamo anche in altre aree della Sardegna, ma diciamo che è un fenomeno che anche a livello mondiale è abbastanza raro, soprattutto se consideriamo quanto sono ben conservati, cioè avere dei reperti di queste dimensioni non è banale. Ecco, vedete qua questo grande accumulo di tronchi è particolarmente interessante perché possiamo vedere meglio anche la sezione. Quindi immaginatevi, sono praticamente dei tronchi svuotati, è rimasta la corteccia, potremmo dire, la parte esterna del tronco. Pensate che soltanto alla fine degli anni 70 si sono iniziati a studiare questi reperti e ci sarebbe ancora tantissimo da fare per lo studio e la valorizzazione di questo immenso patrimonio. Quindi alla fine degli anni 70 inizia un lavoro di censimento per comprendere anche l'estensione, no, di questo fenomeno in questa particolare regione, e poi questo lavoro ha portato negli anni 90 alla creazione di questo parco paleobotanico qui a Martis, che attualmente è liberamente accessibile. Ecco, stiamo continuando il nostro giro in questo incredibile parco e qua ci siamo imbattuti in un tronco che, come potete vedere, anziché essere rovesciato come quelli che abbiamo visto prima, è in posizione verticale, quindi diciamo che per noi è più facile immaginarcelo anche come un albero e la natura, come sempre, crea e ricrea e si trasforma, e quindi nella cavità che col tempo, no, si è riempita di terra, oggi crescono nuove piante. Bene, siamo arrivate alla fine di questa visita. Come vedete è una meravigliosa giornata, anche se c'è ancora un po' freschino, è ancora abbastanza presto. E cosa dire per concludere questa visita? Sicuramente avere la possibilità oggi di confrontarci con una realtà così antica, così misteriosa e così affascinante, credo che in chiunque scateni e stimoli qualche riflessione. Prima di andare via vi ricordo che qui parliamo di milioni di anni fa, cioè un periodo in cui l'uomo proprio non esisteva assolutamente. Tra l'altro colgo anche l'occasione per ricordare, per chi non lo sapesse, che proprio qui in Anglona abbiamo le più antiche testimonianze della presenza dell'uomo in Sardegna. Parliamo del Paleolitico e parliamo di testimonianze relative soprattutto a quella che viene chiamata in termine tecnico industria litica, ossia la produzione di strumenti in pietra da parte dell'uomo preistorico, di strumenti in pietra scheggiata. Quindi parliamo dei primissimi Homo sapiens e anche dei suoi immediati progenitori. Tutto questo, come vi dicevo all'inizio della visita,
lo potrete vedere meglio se venite a visitare questa zona. Chiaramente non potete non fare tappa anche al Museo Archeologico e Paleobotanico di Perfugas, dove sono conservati anche questi strumenti in pietra dell'uomo preistorico. Quindi insomma, milioni di anni, il passaggio dell'uomo è veramente una piccolissima parentesi della storia della Terra, e questo forse ogni tanto ricordarcelo ci aiuta un pochino a ridimensionarci e anche a ridimensionare un po' i nostri problemi quotidiani, le nostre vicende storiche. Il momento che stiamo vivendo anche come umanità in realtà è poco più di un mezzo respiro, diciamo, nella lunghissima storia di questo pianeta. E ora ci rimettiamo in cammino per la prossima tappa. Seguiteci. Eccoci, siamo arrivate al sito di Samandramanna. Ci troviamo su un pianoro, quindi che domina visivamente tutta la piana circostante, e su questo piccolo altipiano le testimonianze storiche e archeologiche, anche in questo caso, coprono un arco di parecchi millenni. Quindi andiamo dalla piccola Domus Deianas, una testimonianza del Neolitico, come abbiamo detto anche nelle scorse puntate, quindi da sepolture del Neolitico alla presenza di un dolmen, una tomba dei giganti, e questo che è il monumento più particolare e più importante del sito, una grande muraglia megalitica che ora vedremo più in dettaglio, attribuibile alle fasi finali del Neolitico, quindi età del rame, siamo nel terzo millennio avanti Cristo, e fino alle fasi iniziali del Medio Bronzo. Ma la frequentazione di questo sito dura ancora nel tempo, fino ad arrivare anche ad epoche più tarde. Infatti ci sono tracce di frequentazione anche di età romana e bizantina. Ecco, siamo arrivate ad uno degli ingressi di questa grande muraglia. Come potete vedere è un ingresso monumentale, quindi con un bel architrave lavorato, e la muraglia si conserva oggi con una forma a ferro di cavallo proprio sul ciglio del pianoro, per una lunghezza di ben 120 metri. Questa muraglia aveva due ingressi, uno ad est, che è quello dove ci troviamo adesso, e uno a nord, che è quello che vedremo tra poco. È possibile, ma ancora non provato, bisognerebbe continuare le indagini, che ci fosse anche un ulteriore ingresso ad ovest. Questo ingresso è particolarmente interessante anche per chi si interessa all'archeoastronomia, perché essendo perfettamente orientato ad est, che cosa succede? Succede che all'alba degli equinozi, quindi equinozio di autunno e equinozio di primavera, il Sole
sorge qua proprio davanti all'ingresso e quindi diciamo che questo corridoio che attraversa la muraglia funge da mirino per il sorgere del sole. In particolare io ho avuto la fortuna di poter ammirare questo fenomeno proprio lo scorso anno all'equinozio di autunno, quindi a settembre, anche se la presenza degli alberi oggi diciamo cambia leggermente quello che poteva essere proprio il momento del sorgere del sole, ma comunque vi assicuro che il fenomeno si vede chiaramente ancora oggi ed è molto molto suggestivo. E adesso entriamo all'interno dell'area racchiusa dalla muraglia. Ecco, abbiamo attraversato il corridoio di ingresso e quindi avete visto anche lo spessore di questa struttura. Pensate che il suo spessore oscilla tra i 2,40 metri e i 10 metri proprio di spessore. Come potete vedere si tratta di una struttura costruita in diverse parti, quindi abbiamo un paramento interno di blocchi, un paramento esterno e poi un riempimento in pietre più piccole e terra all'interno. Come avete visto il corridoio è coperto da lastroni, quindi da lastroni a piatta banda disposti in orizzontale, quindi una tecnica che ricorda quella dei dolmen. Infatti questo tipo di muraglie megalitiche cronologicamente vengono datate nelle ultime fasi del terzo millennio a.C., quindi gli ultimi secoli del terzo millennio a.C., e normalmente vengono attribuite alla cultura di Monteclaro, quindi una delle culture eneolitiche della Sardegna. Questa attribuzione tradizionale chiaramente un po' come tutte le attribuzioni non ci dobbiamo fermare diciamo alla forma, perché chiaramente poi la ricerca prosegue, quindi sicuramente sono necessari anche ulteriori approfondimenti per vedere se sia sempre effettivamente così. Diciamo che questa attribuzione si basa più che altro su confronti di altri siti. Il più famoso di questo tipo è la muraglia megalitica di Monte Baranta a Olmedo. Nel caso di questa struttura, gli scavi che sono stati fatti hanno riguardato soprattutto l'area dell'ingresso settentrionale che vedremo fra poco, e quindi diciamo che non abbiamo ancora una datazione precisa proprio per la struttura della muraglia, però vari indizi, come abbiamo appena detto, fanno propendere proprio per gli ultimi secoli del terzo millennio e l'inizio del secondo millennio avanti Cristo. Lo stato di conservazione di questo monumento è veramente eccezionale. Come potete vedere il muro si conserva bene anche in elevato. I tratti dove è meglio conservato raggiunge un'altezza massima oggi di 3 metri. Eccoci, siamo sempre all'interno dell'area definita da questa grande muraglia e precisamente ci troviamo nel settore settentrionale, dove abbiamo l'accesso sul lato interno di questa struttura che si collega all'accesso anche esterno del lato settentrionale. Perché è importante questo settore? Gli scavi archeologici e l'interpretazione appunto degli archeologi che ci hanno lavorato hanno interpretato tutta questa parte che tra poco vedremo come una ristrutturazione
risalente alle primissime fasi dell'età nuragica, quindi con la realizzazione di una sorta di quello che è stato definito di nuraghe a corridoio, che va a inserirsi nelle precedenti strutture megalitiche. Quindi diciamo che se questa interpretazione venisse confermata anche da ulteriori indagini, abbiamo proprio una sorta di trade union tra, diciamo, l'epoca prenuragica, quindi l'età megalitica, come anche la possiamo definire, e l'età nuragica vera e propria. Ma le sorprese all'interno di questa parte del monumento non sono ancora finite, quindi adesso entriamo e lo vediamo meglio. Ecco, vedete, siamo entrati all'interno e questo è il corridoio del cosiddetto nuraga corridoio, quindi che si imposta perpendicolarmente rispetto all'andamento del corridoio principale, che invece porta all'accesso settentrionale esterno della muraglia megalitica. Ecco, vedete, qui c'è l'accesso esterno settentrionale e qui abbiamo ancora i lastroni di copertura a piattapanda del corridoio di ingresso della muraglia megalitica, che ancora si conservano in posto. Ecco, un'altra particolarità di questo monumento sono questi blocchi con queste incisioni verticali e a forma di piccole coppelle. Non si sa il significato preciso, ovviamente, di questi segni, così come non si sa nemmeno la loro datazione. Gli studiosi, diciamo, che sono abbastanza propensi a attribuirli comunque alla fase originaria di questo complesso, quindi alla fase di età megalitica. Cosa potrebbero essere? Chiaramente qua la fantasia si potrebbe scatenare, potremmo dire tante cose. Quello che sembra, secondo me, abbastanza plausibile è che comunque si tratti di simboli che avevano quindi un significato codificato preciso per chi li ha tracciati. Chissà se si riferiscono magari a un sistema di conteggio o magari calendariale, oppure siano simboli di altro tipo, di significato comunque sacro o simbolico in generale. Ecco, ci stiamo per andare via. Questi siti megalitici, queste muraglie, sono dei temi molto affascinanti e ancora da approfondire, anche per chiarire meglio il loro significato. Chiaramente durante gli scavi sono stati trovati anche oggetti e resti relativi a usi che potrebbero essere definiti quotidiani, ma diciamo che un uso solamente puramente abitativo o difensivo per una struttura del genere, ecco, rimane peraltro abbastanza dubbio. Quindi sicuramente quando vediamo dei monumenti eccezionali di questo tipo dobbiamo sempre ricordarci che probabilmente avevano un significato preciso, anche più profondo e più importante, più rappresentativo per le comunità che li hanno creati. Quindi parliamo anche di significati sociopolitici, ma probabilmente quindi anche legati al sacro. Bene, ragazzi, noi ci stiamo preparando per andare via, e adesso tra poco parleremo anche di cucina tipica sarda all'agriturismo Pedru Caddu di Tula.
Ecco, ci siamo arrivate all'agriturismo Pedrucaddu di Tula e ci ha accolto Elena, una delle titolari assieme alla sua sorella Laura dell'agriturismo Pedrucaddu. Ciao Elena, Ciao Ilaria, buongiorno. ben arrivate. Allora, prima di immergerci in questi buonissimi sapori e profumi della cucina tipica, volevo chiedere a Elena di parlarci un po' della vostra azienda. Bene, allora la nostra azienda è nata circa 15 anni fa. La caratteristica è che è un'attività interamente al femminile, di maschile abbiamo solo il nome che è Pietro Cavallo, Peducaldo, per il resto ideazione, gestione e conduzione interamente al femminile. A noi interessa molto il discorso dell'ospitalità, accoglienza. La nostra proposta è legata alla tradizione, però con un pizzico di brio e di interpretazione intorno alla tradizione. Ogni giorno cerchiamo di utilizzare la cucina e le nostre proposte come uno strumento per far capire qualcosa in più dell'isola, delle tradizioni, della cultura e della lingua. Benissimo, e quindi noi non vediamo l'ora di assaggiare tutto questo e di anche sperimentare insieme a Elena e a Laura queste anche rivisitazioni che Elena ci illustrerà. Ecco, siamo entrate dentro, la tavola è già apparecchiata e tra poco inizieremo a mangiare. Elena, cosa ci avete preparato? Allora, qui abbiamo una pancetta semistagionata completamente naturale, accanto un pecorino semistagionato tipo fioressato e vicino una cacciotta a pasta morbida però con latte ovino. Le classiche olive confettate e qui vicino abbiamo un mix tra tradizione, creatività e stagionalità, il carciofo spinoso interpretato sotto forma di insalatina con l'aggiunta di arancia e finocchio. Anche qui abbiamo un po' di creatività, abbiamo un mix tra cocoi plena e casadinas, quindi sono delle tortine ripiene di patata insaporita che poi gusterete, e qui abbiamo una versione ancora diversa con della puppetta e accanto delle melanzane cotte al forno con all'interno la panetta. Come pane abitualmente utilizziamo la spianata di Ozieri, che è questo pane morbido, e poi noi utilizziamo come carasau un carasau con farina integrale, quindi lo vedete così scuro e più intenso come colore per positivo. Il vino con cui accompagnerete il pasto è un Cannonau Monica di Sardegna Cannonau. Grazie, sembra Prego. tutto buonissimo, quindi non vediamo l'ora di assaggiarlo. Ecco, abbiamo finito i buonissimi antipasti e siamo arrivati al primo. Allora, il primo che vi proponiamo sono i nostri angelottos, ravioli piccolini però interpretati con un ripieno di formaggio. Pasta rigorosamente non all'uovo e un sugo di basilico senza cipolla, che è la nostra caratteristica. Prego. Quindi buoni e anche leggeri. Certamente, sì. E anche i ravioli ovviamente erano buonissimi e adesso siamo già al secondo. Allora, come secondo abbiamo un connubio tra stagionalità, tradizione e un pizzico di creatività. Abbiamo il radicchio abbinato a della panetta. Carne di vitello sfumata con del mirto liquore sempre fatto in casa. Eccoci qua, siamo quasi arrivati alla fine anche del pranzo e siamo al dolce. Questo è un dolce tipico di carnevale, mi stavi dicendo, Sono giusto? le origliette con la ricetta tipica tradizionale senza uovo, fritte, poi passate in un miele di cui esaltiamo il gusto con l'aggiunta di scorza d'arancia. Ecco, abbiamo finito di mangiare e stiamo per arrivare alla fine della puntata. Ma prima di terminare volevo chiedere a Elena di raccontarci qualcosa in più anche su questa zona, su quello che c'è da fare, da vedere, attività sportive. Raccontaci un pochino. Allora, questa zona è particolarmente interessante per tutte le persone che amino gli sport all'aria aperta. Qui
Quindi abbiamo il lago con tutto ciò che gli ruota intorno, un ampio compendio entre foreste dove spessissimo si recano persone a fare passeggiate, trekking o anche sport con bici, mountain bike, e poi il lago nel corso degli anni è diventato sempre più importante e ha aumentato la sua visibilità per ciò che riguarda la pesca sportiva al black bass, alimentando un movimento a livello europeo ma anche mondiale che si chiama bass fishing. Quindi il lago per diversi mesi dell'anno, soprattutto quelli primaverili e autunnali, è meta di tantissimi pescatori sportivi che provengono sia dal centro-nord Italia che dall'Austria, Germania e Svizzera per praticare questo sport. Uno sport all'insegna del rispetto della natura, dove il pesce pescato viene liberato e rimesso vivo in acqua. E questa è una zona che piace anche molto a chiunque pratichi attività con i motori, quindi fuoristrada, quad, enduro e moto in genere. Interessante anche questo tipo di pesca. Mi dicevi che c'è anche una manifestazione importante qua ogni anno, giusto? Sì, ogni anno l'associazione più importante per questo sport a livello nazionale, che è l'Italy Bass, organizza una grande gara sportiva alla quale partecipano diverse decine di equipaggi che sono inseriti all'interno di un circuito nazionale, e quindi la gara su Corinas è, diciamo, quella più importante perché decide chi, vincendo il torneo, poi rappresenterà l'Italia ai campionati del mondo che si svolgono tutti gli anni negli Stati Uniti. Grazie, interessantissimo. Vi ricordo che qui all'Agriturismo Pedrucadu, oltre che mangiare benissimo, potete anche soggiornare, quindi dormire. Comunque avete anche un buon numero di posti letto per essere un agriturismo, giusto? Quanti ne avete? Noi Ricordami. abbiamo 12 camere e partiamo da un minimo di 24 fino ad un massimo di 28 posti letto. Bene, grazie Grazie a voi. Elena, grazie per il buonissimo pranzo, per l'ospitalità, e grazie a voi per averci seguito in questa 10ª puntata. Siamo arrivate a metà del viaggio, abbiamo fatto proprio il giro di boa. Vi ricordo che nel fine settimana facciamo una piccola pausa, ma seguiteci sulla pagina perché pubblicheremo l'itinerario che abbiamo fatto in quest'ultima settimana, una sorta di sunto, e le foto più belle, anche qualcuna inedita. E quindi poi ci rivediamo lunedì mattina, ovviamente non vi svelo dove saremo, per iniziare la terza settimana. Ringrazio tutte le persone che stanno seguendo, commentando, condividendo i video. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando, lasciateci un commento o condividetelo. Comunque se avete piacere di far conoscere il nostro progetto ai vostri amici, per mostrare anche altri lati della Sardegna che spesso non hanno quello spazio che meriterebbero, quindi anche, come abbiamo visto, aree che, pur essendo interessantissime, ricche di storia, di natura, di monumenti, spesso rimangono fuori dagli itinerari turistici più battuti, e anche le storie comunque di persone che hanno creduto in un progetto di vita, di lavoro, di comunicazione, e quindi ci sembra importante raccontare proprio le storie di chi la Sardegna la vive e la fa, ecco, in questo momento. Quindi la Sardegna è fatta anche proprio dalle persone che la vivono, che ci lavorano, che la scelgono per un progetto anche di vita e di lavoro. Bene, grazie a tutti e ci vediamo lunedì. Ciao!